L'acqua sempre in primo piano perché l'emergenza, nonostante promesse e proclami, non accenna seppur minimamente a scemare, un fatto che sta mettendo a dura prova oltre che la vita quotidiana dei cittadini, anche le attività turistiche che sono in affanno perché è incomprensibile e mortificante per viaggiatori e visitatori assolutamente non abituati a dover fare i conti con la gestione anche dell'igiene personale in funzione dell'acqua, spiegare ciò che accade ad Agrigento da sempre. Una situazione che evidenzia un'ennesima incapacità di quanti a più livelli sono coinvolti nella gestione dell'acqua. Noi abbiamo sentito il prefetto di Agrigento, Filippo Romano. Uno Stato unito è fatto anche di problemi. Oggi festeggiamo perché è come un compleanno. È capitato a molti di festeggiare un compleanno anche durante una malattia, per esempio. Può capitare, si festeggia pure in ospedale. C'è un problema, il problema si affronta, contemporaneamente si riesce in maniera matura a festeggiare, ma subito dopo si torna in ufficio e si affrontano i problemi. Per quanto riguarda la mia opinione, io non devo avere un'opinione, devo fare quello che posso, quello che devo. Ovviamente sto cercando di fare di tutto, compresa la requisizione di pozzi. Anche capita di riceverne da qualcuno che il pozzo, mi è capitato proprio di recente, te lo dà spontaneamente scrivendo alla prefettura e noi subito l'abbiamo messo a servizio dell'AICA. La possibilità anche di trovare fonti d'acqua dove non ce lo aspettiamo, dove non lo pensiamo normalmente. Ad esempio io ho scritto a tutte le autorità regionali per valutare l'ipotesi di rendere autonoma la zona industriale, visto che lì c'è tutta l'acqua prodotta dai reflui che non è potabile ma può essere usata per gli usi industriali, certo, liberando l'acqua del Voltano che invece potrebbe affluire ad Agrigento e alle città vicine. Ecco, quindi questo è il lavoro che dobbiamo fare, quindi non è un'opinione la mia ma un impegno.